Benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Benvenuto e grazie di essere ancora Grazie direttore, con noi. buonasera. Oggi abbiamo molta carne al fuoco, caro sindaco. Dico subito i nostri numeri, messaggi brevi per favore, 342 74 55 005 per i WhatsApp e invece le mail, ecco qua, vedete al centro del teleschermo Sicilia24Focus @telecolor.it. Siate il più possibile stringati. Allora, cominciamo subito con l'ultimatum che ha posto il sindaco Trantino. Dopo 70 anni di immobilismo, l'amministrazione ha deciso che si deve sanare la ferita di Corso dei Martiri, quindi ha dato 10 giorni ai proprietari delle aree abbandonate per presentare un piano industriale, altrimenti sarà il comune ad acquisirle per installarvi un'area verde, 2 scuole. Adesso vediamo un po' nei dettagli, poi ne parleremo con il sindaco. Ed ora partono diffide e ultimatum. Dopo 70 anni d'attesa per Corso dei Martiri non c'è più altro tempo da perdere, visto che le fosse nel cuore di Catania rappresentano una ferita storica che necessita di essere sanata prima possibile. Se ne è accorto il sindaco Trantino che con una lettera ha imposto ai proprietari dei terreni un piano industriale per sbloccare le opere ed avviare il risanamento. Destinatari delle missive del primo cittadino sono l'Istituto Immobiliare di Catania SPA, il Cecos SPA e Risanamento San Berillo, che dovranno procedere alle operazioni di bonifica per riportare ordine, decoro e sicurezza nelle aree in questione. Impasse che riguarda anche il parcheggio multipiano di Piazza della Repubblica, che si sarebbe dovuto integrare con il parco urbano da realizzare tra via Maddem e Piazza Grenoble per un investimento di 12 milioni di euro. Trantino ha anche un piano B, ovvero la manifestazione di interesse del comune di Catania ad acquistare le aree e al tempo stesso far pressing sulla regione ed in particolare sull'assessorato a bilancio per gli eventuali espropri. Poi la sfida che sa tanto di provocazione. Marco, riferendosi all'assessore Falcone, perché non espropriamo 250 milioni di euro e lo facciamo, ha ribadito Trantino. L'alternativa per il rilancio dei Corso dei Martiri sarebbero i fondi nazionali ed europei. Si vedrà. Intanto prende posizione anche l'associazione Volere la Luna. Sicuramente è un'area sin troppo vasta, è un'area troppo importante per il futuro della città, che è necessario vada allargato il dibattito alla città, non alle segrete stanze della politica. A questo punto la resa dei conti si avvicina. Ecco, siamo in diretta con il sindaco Trantino. Che progetti devono presentare queste 3 immobiliari che abbiamo citato? Allora, nelle segrete stanze della politica non succede nulla perché non esistono le segrete stanze della politica. Credo che un elemento di novità è che la stanza del sindaco, mentre io sono là dentro, è sempre con la porta aperta, ricevo solo con la porta aperta. Quindi certe allusioni non mi piacciono. Detto questo, l'elemento di novità è stato costituito da quella lettera che ci hanno inviato, con cui sostanzialmente ci hanno chiesto il differimento della realizzazione del parcheggio. A quel punto abbiamo preso atto che c'è una volontà di dilazione che ci ha fatto preoccupare. E credo che l'ulteriore elemento, non lo definisco rivoluzionario, ma sicuramente di rottura col passato, è che questa volta l'amministrazione non intende più dipendere dalle scelte dei privati. Pertanto li ho riuniti fisicamente, i 3 istituti a cui si è fatto cenno la scorsa settimana, ho anticipato che avrei mandato loro una lettera diffida che gli abbiamo inoltrato, con cui gli abbiamo chiesto di conoscere piano industriale, quindi business plan, sostanzialmente se hanno effettivamente la volontà di realizzare quell'opera, nonché abbiamo chiesto di darci le somme per poter bandire la gara per il parcheggio, perché è tutto pronto, ma dipende ovviamente dal conferimento delle somme che ci devono dare i privati. E a quel punto abbiamo posto anche un'alternativa: se voi non ce la fate, fateci sapere qual è una proposta per un bonario componimento, per un accordo bonario. Se si tratta di una somma che a quel punto fa riferimento non alla cubatura sulla quale dobbiamo proporzionare il canone di esproprio, ma del valore dell'area che di gran lunga inferiore al canone di esproprio, allora a quel punto io mi attiverò con la Regione Siciliana, col Governo nazionale, per vedere se riusciamo a ottenere le somme. Naturalmente stiamo parlando di un percorso molto in salita, molto difficile, ma almeno siamo partiti. Ora aspettiamo la risposta dei privati e cerchiamo di capire quindi come agire. 2 domande terra, sindaco. Che progetti dovrebbero presentare questi 3 oltre il parcheggio? Quindi loro sostanzialmente hanno già il master plan di Cucinella.
quindi dovrebbero realizzare quel che fu previsto dal master plan di Cucinella. Io dico, ed è questo quello che abbiamo scritto, che a nostro avviso non è finanziariamente sostenibile quel master plan, perché prevede, non certamente per volontà dell'architetto che ha realizzato un progetto meraviglioso, ma per effetta previsione della convenzione, prevede una cubatura residenziale, una cubatura commerciale che non so se Catania è in grado di sostenere. Questo chi è imprenditore lo sa, e penso non si possa realizzare, e quindi non vuole andare in perdita. Per questo non ci dà i soldi, per evitare che i 16 milioni del parcheggio, non 12, diventino un ulteriore costo. 16. Quello che poi noi andremo a realizzare è chiaro che non lo deciderà mai da sola l'amministrazione. Ci sarà un dibattito con la città in cui si aprirà il confronto per comprendere cosa sia meglio. Si è fatto riferimento a 2 scuole, abbiamo parlato, verde, no? Anche l'area è verde. naturale, soprattutto area verde, parliamo di centro direzionale, parliamo di una concert hall in grado di ospitare eventi anche congressuali per oltre 2500 persone, ma sono tutte delle ipotesi. Poi nel concreto dobbiamo prima attivare il percorso e vediamo cosa succede. Ammettiamo che entro 10 giorni non funziona sta cosa, di quanti soldi potreste disporre? E poi No, non disponiamo di un euro, è chiaro che io intanto sto facendo predisporre, mi è stato già dato un piano di fattibilità tecnica e economica che per me costituisce la leva per andare prima alla regione siciliana a dire: voi avete la regione. Esatto, 6 miliardi e 200 milioni di fondo di sviluppo e coesione, noi desideriamo sapere se siete disposti a finanziarci questa iniziativa, che naturalmente abbiamo, io ho detto 250 milioni all'assessore Falcone, penserei ne possano bastare 150/200, ma stiamo parlando di cifre importanti. 150-200 su 6 miliardi per acquisizione delle aree e realizzazione delle opere. Perfetto. Ci fermiamo qui provvisoriamente su questo tema, perché invece ieri è esplosa un'altra storia che non ha dato una bella immagine di Catania, e cioè i turisti che spendono poco e si lamentano della scarsa pulizia, scarsa qualità dei trasporti e dei servizi. Vediamo. Oggi alla bellezza e frecciate per la sporcizia. È una doppia cartolina quella che i turisti mandano da Catania, con le immagini che fanno il giro del mondo e che riempiono d'orgoglio per il fascino dei monumenti, ma al tempo stesso indignano per i cumuli di rifiuti che si trovano persino nei posti più disparati, anche sotto nel letto del fiume Amenano. Italiani, stranieri, guide turistiche sembrano avere una voce unica, nessuno esce fuori dal coro. Ne penso proprio male. Ne penso malissimo, perché è una bellissima città, ci si potrebbe stare bene, e se ci fosse un attimino di più ordine potrebbe essere una città fantastica. Io sento parlare anche della sporcizia e io da catanese un po' mi vergogno che all'estero diamo questa immagine. Forse magari questa zona è un po' più pulita, ma se vanno verso altre zone veramente io penso che potrebbero anche scappare. Siamo nel cuore di Catania ed anche la centralissima via Etnea a ridosso di Porta Uzeda non mostra il suo lato migliore, con cartacei e sacchi in bella mostra, mentre grossi contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati a ridosso di un dispositivo per scambiare ed erogare il denaro. Buche, trasporti, incuria e servizi inadeguati. Fare turismo richiede organizzazione e programmazione, come denuncia Franz Cannizzo. I servizi sono centrali, su quelli dobbiamo concentrarci, e la pulizia, come i trasporti pubblici, come tantissime altre cose, vanno curati con grande attenzione. E che immagine avrà di Catania il turista quando andrà via? Una pessima immagine, e questo mortifica il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. La pescheria è un passaggio obbligato, così come Villa Pacini, che molti turisti percorrono per raggiungere il porto. Anche qui, a terra, rifiuti di ogni genere. Ci sono persino i resti dei petardi esplosi per la festa di Sant'Agata. Sono dappertutto, sui marciapiedi e nelle aiuole. Da queste parti i bagni pubblici sono all'aperto. Basta un angolo ed un muretto e poco importa se passa qualcuno. Tanto nessuno vede, specie chi dovrebbe vigilare. Sindaco Tarantino. Direttore, non mi è piaciuto per niente questo servizio, è bello dircelo chiaramente, perché si fa riferimento a operatori turistici. Io non ho sentito riferimento a operatori turistici, ho sentito intervistare gente che può avere per carità il proprio punto di vista, ma io parlo con i turisti e parlo soprattutto con le guide turistiche, e tutto questo allarme non succede. Voglio sottovalutare il problema? Assolutamente no, ma non basta la ripresa di un angolo della Villa Pacini che effettivamente conteneva rifiuti che stamattina mi hanno segnalato, ed è già in corso l'opera di bonifica che terminerà entro le 16. Bene. Non mi piacciono quei contenitori posti sotto Porta Uzeda, ci mancherebbe, dovranno essere rimossi.
Però la cosa che meno mi è piaciuto, e glielo devo dire visto che lei è un professionista del settore, è il pessimo giornalismo che è stato prodotto ieri. Con una giornalista che si è permessa di riportare le dichiarazioni di un soggetto anonimo, una sedicente agente di viaggio che quindi non ha neanche un rapporto con i turisti perché lei cura il traffico outgoing e non incoming, e che ha parlato di una situazione che a noi non risulta pubblicando foto di archivio, scritto foto di archivio in cui Vietten era pieno di spazzatura. Abbiamo prodotto uno sforzo straordinario, certamente può essere fatto meglio nelle periferie perché sappiamo che le cose là ancora non vanno, però per quanto riguarda le aree turistiche non mi si venga a dire che rappresentano una condizione di allarme, perché i turisti sì ci dicono certo se questa città fosse più pulita sarebbe meravigliosa, ma non venite a scaricare le colpe per quanto riguarda il comune sul servizio di raccolta, perché il servizio di raccolta lo facciamo bene, può essere sempre fatto meglio perché in alcune aree naturalmente lo spazzamento mi augurerei che fosse più frequente di quanto già non sia, ma abbiamo ovviamente poi un problema di contratto e di costi, ma in ogni caso non dobbiamo dare delle notizie che sono assolutamente fuorvianti rispetto alle realtà. I turisti vengono qua e impazziscono per la città. Qualcuno dice potrebbe essere più pulita, ma non verrò mai più perché non è pulita. Però lei si riferisce chiaramente a un articolo pubblicato ieri dal quotidiano La Sicilia, però ciò che viene fuori anche nella titolazione di quell'articolo, io devo fare il difensore anche perché noi poi ci siamo occupati dello stesso argomento, è che loro dicono in sostanza che non si spende a Catania, cioè tu stai bed and breakfast, fast food, sì, vengono in tanti, ma poi la città Direttore, non lei è... ha utilizzato un pronome, loro. Io ho letto l'intervista di una con il solo nome di battesimo, per me può essere anche la giornalista che si finge altri con un nome di fantasia. Non è così quindi? Io assolutamente no, perché io so benissimo, parlando con l'ultimo albergo a 5 stelle lusso che ha aperto, che da quando ha aperto nella peggiore delle performance ha avuto 3 stanze libere, significa che è pieno ogni giorno. 5 stelle lusso significa turisti che pagano, che vengono, nei ristoranti pagano, i taxi li pagano, quindi non è assolutamente vero quello che viene rappresentato. Prendiamo atto di questa precisazione smentita del sindaco e ci fa piacere essere noi a riceverla. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro. State con noi e con noi il sindaco Trentino. Eccoci di nuovo insieme con il sindaco Trentino. Adesso parliamo di un'altra novità che sta per arrivare a Catania, la pista ciclabile. Da lunedì via i lavori per la pista ciclabile in via Domenico Tempio, dovrebbe essere al centro della, se abbiamo capito bene, della strada, e arriverà alla playa. Giusy Lazzara. Siamo in via Domenico Tempio a Catania. Su questo spartitraffico da lunedì cominceranno i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile che dovrebbe collegare il centro con la zona della playa. E il sindaco Trentino con un post ad annunciare la realizzazione della nuova pista ciclabile, finiti i lavori di riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, principali arterie di accesso e uscita di Catania. Sui 4 chilometri delle 2 carreggiate a doppio senso di marcia, come si vede nelle immagini dell'elaborazione al computer, che stanno per essere rinnovate per garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti e ciclisti, al centro del percorso sorgerà una pista ciclabile protetta e leggermente rialzata. Passi in avanti per facilitare la mobilità su 2 ruote che i rider chiedono più sicura. Speriamo che venga, ultimata intanto in breve tempo, perché stiamo parlando anche di quella del lungomare che ancora per anni abbiamo aspettato per una manciata di chilometri. Per quanto riguarda in via Domenico Tempio, sì, che venga ultimata, ma che soprattutto che venga messa in sicurezza, che ci sia un'illuminazione adatta, perché in via Domenico Tempio l'illuminazione spesso è scarseggiante o ancora peggio nulla. I lavori cominceranno lunedì e comporteranno disagi alla circolazione stradale. Per raggiungere l'aeroporto, l'amministrazione comunale raccomanda di utilizzare percorsi alternativi come l'imbocco su Corso Indipendenza dell'asse attrezzato oppure percorrere la via Playa raggiungibile da via Plebiscito. Sindaco, è soddisfatto di questo? Moderatamente soddisfatto, nel senso che chiaramente un ulteriore passo in avanti.
verso quell'idea di città che questa amministrazione sta mostrando di avere. Che tempi prevede? Allora, chiariamo, intanto per quanto riguarda la pista ciclabile lungomare, per anni noi ci siamo insediati, abbiamo bandito la gara, in 2 mesi l'abbiamo realizzata, ancora non è completata perché c'è l'ultima parte da completare, quindi vorremmo che si dessero le informazioni corrette. Per questa si parla 2 mesi di realizzazione, naturalmente comporterà molti disagi. Però rispetto a quel che patiranno i catanesi, l'alternativa era non fare nulla e lasciare una delle porte d'ingresso della città, se non la porta d'ingresso della città, in quella condizione di degrado che non piace a nessuno. Mi sono perso i mesi, quanto hai detto? Sì. 2 mesi. Quindi questa pista ciclabile diventa anche l'occasione di riqualificazione di questa strada di accesso a Catania per chi viene dall'aeroporto, è un elemento di connessione attraverso la mobilità dolce del nostro centro storico alla playa, perché poi si può arrivare fino al boschetto con la bicicletta. Abbiamo noi dato indicazioni per viabilità alternativa, chi dovesse uscire dalla città ci piacerebbe utilizzasse di più l'asse attrezzato, quindi Piazza Risorgimento, Corso Indipendenza, e spingersi da lì, peraltro non è mai così tanto trafficato. Credo che sia un sacrificio che varrà la pena sopportare. Oggi stamattina ho parlato con il presidente di Sarcina che sta dando disponibilità perché almeno gli autobus della MTS che provengono da Faro Biscari e vanno verso il centro storico possano attraversare il porto senza diritto di fermata, e già questo chiaramente è un passo in avanti. Non possono entrare le macchine a porto perché c'è un problema di security che prevede un protocollo stringente che non potrebbero modificare in poco tempo e pertanto sono costretti a dirci di no rispetto alla possibilità di accesso al porto. Io pertanto credo che sia un qualcosa che, nella speranza che comunque rispettino i tempi che ci hanno detto, potrà sicuramente piacere tanto ai catanesi. Assolutamente. A fine aprile mi faccio un giro in monopattino allora, Sindaco? Assolutamente sì. Perfetto, benissimo. Adesso cominciamo i vostri messaggi, ce n'è uno video perché ha voluto parlare direttamente con lei, Sindaco, una signora di San Cristoforo, vediamolo, la signora Melina Fazio. Parto dal 2009, dalla morte di mio cognato, quindi chiediamo i dossi in gomma per rallentare i veicoli, perché questa è una strada ad alto rischio di velocità. Non ho compreso a quale strada. Allora, via della Concordia, la signora dice il pericolo è soprattutto per i pedoni, perché rischiano la vita, dice, nell'attraversare le strisce che sono scolorite. E allora noi abbiamo voluto raccogliere, è un appello. No, per carità, per quanto riguarda le strisce sicuramente sì, anzi abbiamo dato disposizione perché in tutto il quartiere di San Cristoforo, Angeli Custodi, si realizzi la segnaletica orizzontale, perché diventa, è vero che ne abbiamo detto anche l'altra volta, diventa anche un segnale importante perché avvertano la presenza dell'amministrazione in zone invece un poco più marginalizzate in passato dagli interventi. Sul discorso dei dossi, come spesso ho detto, non si possono realizzare. È vero che ce ne sono tanti, ma sono vietati dal codice della strada, perché creano una fonte di pericolo. Sì, ok, dissuaderebbero dalla velocità, ma ne creano un'altra per chi invece dovesse improvvidamente e imprudentemente percorrere ad alta velocità, perché se uno scooter, se un 2 ruote dovesse fare un volo su un dosso, poi ci vado di mezzo io. Quindi, oltre che il richiamo al rispetto delle regole della strada, comunque sul tema della segnaletica orizzontale e quindi delle strisce pedonali già è stato chiesto che si faccia un intervento massiccio, ecco. Perfetto, quindi anche via della Concordia. Assolutamente. Perfetto. Andiamo avanti con qualche altro messaggio, forse abbiamo ancora un 4-5 minuti. Salve, sono una catanese che vorrebbe far notare i problemi che ci sono nella strada che dall'aeroporto. Eccoci qua, questo va a Porta San Francesco l'Arena. La strada è una discarica a cielo aperto, sia d'estate che d'inverno, da anni e anni, dice questa persona. E molte amministrazioni hanno fatto promesse mai mantenute. Allora lì le promesse quali potrebbero essere? Di sgomberare il quartiere, perché chiaramente si tratta di zona che ogni mattina viene pulita e poi puntualmente oggetto di degrado, perché a qualunque ora i residenti di Santa Maria Goretti, se ci riferiamo a questo, buttano i rifiuti. Vanno là. E quindi là è uno dei posti in cui vorrei andare di presenza, cercando di persuadere
al rispetto delle regole Cosa i dovrebbero residenti. fare? Cioè, qual è l'alternativa? Rispettare le regole che già loro hanno, quindi su un corretto conferimento già è stato dato a disposizione. È Sì, organizzato? tutto organizzato, è tutto organizzato. Non so perché invece lo mettono in bella mostra rispetto ai tanti turisti che vengono, per cui la signora ha certamente ragione nel lamentare questa criticità che per me diventa proprio fastidiosa per il portato negativo che assume. Quindi su questo dobbiamo fare è una cosa che devo fare io già da un paio di mesi, non ho avuto il tempo, solo 14 ore impegnato, quindi faremo anche questo. Non escludo che mi venga un colpo di testa e la faccia oggi pomeriggio, vediamo, non lo so, perché non ho programmato, ma noi da dove possiamo intervenire lo facciamo subito. Faccio un esempio a proposito della segnaletica orizzontale, lei mi ha detto ma la fate, la scorsa settimana un nostro telespettatore ci ha segnalato una situazione di criticità all'angolo via Firenze e via Musumeci, abbiamo subito rinnovato la segnaletica. Fantastico. Se ci va oggi pomeriggio ci chiami che mandiamo le telecamere. No, le faccio queste cose in silenzio. Il sindaco fa così, lo sappiamo, col suo motorino. Ancora abbiamo tempo, c'è qualche altro messaggio per favore? Se sia WhatsApp che vedete 342 74 55005 oppure c'è una mail sicilia24focus @telecolor.it. Non so se abbiamo avuto il tempo di caricarla, eccolo qua. Chiedevo di ripristinare la toponomastica in città, dato che in molte vie si può andare solo con Google Maps. Questo si chiama il signor Tony Schinocca. Dice, ma le piastre con il nome della strada? No, è un invito che mi giunge nuovo, ovviamente credo al signor Schinocca, ma gli chiederei una maggior collaborazione, se potesse anche fornirmi, eventualmente mandando a segreteria.sindaco@comune.catania.it l'indicazione di quali sono queste zone private dei cartelli della toponomastica, perché laddove possibile interverremo immediatamente. Soprattutto quelle che vede lui personalmente, esatto. Cioè di concentrarsi nelle zone che lui frequenta invece di parlarne in generale. Vediamo ancora se c'è il tempo per un WhatsApp o una mail. Ecco qua. Perché non gli è piaciuto il servizio, quello di cui abbiamo parlato, dei turisti che non lasciano, diciamo, ricchezza in città? È la verità, perché non fa un giro in via Pacini, piazza Asciuti e dintorno Fiera? Noi residenti puliamo, scopriamo, raccogliamo sacchetti di plastica che si trovano, scusate i miei movimenti ma cerco di leggere, sacchetti di plastica che si trovano sugli alberi di arance amare. Per il decoro della zona continuamente siamo a contatto con la GEMA, che è la società incaricata, e la lamentela dei turisti c'è. Allora io desidero ancora una volta ribadire che non c'è bisogno che gli altri mi dicono di girare, perché io giro continuamente in Villa Pacini, ci vado, in piazza Asciuti ci vado, e queste situazioni ci sono, ma noi immediatamente interveniamo per pulirle, tranne qualche volta come il discorso di Villa Pacini che abbiamo fatto poc'anzi, in cui abbiamo ritardato l'intervento perché non si erano accorti di questa parte di rifiuti che erano fra le aiuole, e questo comunque è grave che non se ne siano accorti. Dopodiché, relativamente al problema del mercato, questa è una questione che ha ragione assolutamente il o la telespettatrice che ce l'ha segnalato. Io fino a poco fa, perché ogni venerdì passo dal mercato, è indecente la situazione che lasciano. Ma quello che io mi chiedo, ma ci vuole tanto perché coloro i quali hanno le bancarelle alla fine conferiscano mettendo tutto in un unico sacco di plastica, anziché lasciare quella condizione, diciamo le parole, di schifo in piazza Carlalberto? E allora sì, adesso interverremo noi con i commercianti per segnalarlo, ma perché devo fare quello che dovrebbe essere scritto nel DNA di ciascuno di noi? Cioè, perché vi devo chiedere di essere civili dopo che penso vi hanno insegnato l'educazione? E allora su questo noi stiamo provando anche ad agire in modo didattico laddove fino adesso non è stato fatto, però ribadisco che il servizio di raccolta può essere fatto meglio, ma non mi si può dire che era come prima. Attenzione quindi, piazza Carlalberto. Ancora un messaggio. Sindaco, in via Guzzardi, dietro il tribunale, da anni è impossibile anche passare con la propria macchina per le macchine posteggiate in divieto e sui marciapiedi. Il Corriere nemmeno più mi consegna la posta, immagino, la roba a casa, insomma. Luca è una delle tante strade di Catania in cui agiscono in modo del tutto
contrario alle regole del codice stradale, approfittando della poca presenza dei vigili. Quello che posso fare è che a livello di segnale chiederò subito che si faccia la prossima settimana un passaggio per almeno dare dimostrazione, dare un segno anche ai residenti che noi ci siamo. Ovviamente è un passaggio che non potremo fare quotidianamente, però proprio in via Guzzardi, siccome credo che passino un po' più spesso su via Firenze, là posso dire di prestare un pochettino più di attenzione e quindi di essere un po' più assidui nel sanzionare coloro i quali posteggiano sui marciapiedi, anche perché posteggiare sui marciapiedi non significa solo impedire alle macchine e ai furgoni di passare, ma anche impedire ai pedoni di circolare liberamente. No, poi il portatore di handicap, soprattutto. Come no, gravissimo. Grazie Sindaco, come al solito puntuale nelle sue risposte, anche quelle che l'hanno fatta arrabbiare, questo è il nostro mestiere, noi facciamo questo. Ci vediamo venerdì? Se tutto va bene, sì. Bene, con molto piacere. Grazie al Sindaco Trentino, grazie a voi per averci seguito, la programmazione continua. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.